Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Chuck in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna. Ogni settimana con noi ospiti, attori, registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quelle che sono le loro esperienze e quelli che sono anche i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Oggi con noi Soraya Secci. Buonasera. Benvenuta. Ciao Soraya, Grazie, grazie mille. Cosa ci fai qua in Sardegna? Allora, sono tornata per il film di Peter Marcias, per Quasi Grazia, e resterò un pochino qua. Adesso per motivi familiari principalmente rimarrò un po' di più in Sardegna e cerco anche di lavorare nuovamente da qua, di ritrovare il mio spazio anche artistico qua a Cagliari. Sei andata via da molto? 8 anni, sì. Ho vissuto per 3 anni a Bologna, dove ho fatto la Galante Garrone, e per 5 anni a Roma. E poi sono stata per un periodo anche a Madrid, perché adesso ho questa mia locura, passione per, per la Spagna, che poi adesso in realtà ce l'ho da tanti anni. Però appunto per un periodo starò qua a Cagliari. Ma sono anche molto contenta perché sono molto legata chiaramente alla nostra terra, da buona sarda. Potrebbe essere anche un'occasione per tornare e restare un po' Ma e guarda, vedere. lavoro ce n'è tanto, c'è tantissimo lavoro, quindi capiti Molto probabilmente bene. è il momento giusto anche, ci sono tanti progetti. Ci sono molti progetti. Molto, insomma, proprio il periodo perfetto per, secondo me, stare un po' qua in Sardegna. Sì, infatti sono comunque molto contenta, anche perché speravo di poterlo fare un giorno, quindi ho avuto questo appunto momento particolare a casa, però sono felice perché... Come hai partecipato con un casting per il film di Marcias? Che percorso hai fatto? Allora, in Così. realtà in questo caso sono stata molto fortunata perché mi ha proprio chiamato Peter. Abbiamo già collaborato a un nuovo progetto che è in uscita a breve, non posso dire tanto, però è Lo Stato delle Anime, in cui io faccio parte del cast. E oltretutto è un progetto... Tratto dal libro di Todde. Todde, esattamente. È molto interessante perché è un film d'animazione. È stato girato con una tecnica molto particolare, rotoscopica. Noi abbiamo girato al Teatro Massimo, quindi noi abbiamo girato tutte le scene e praticamente i nostri disegni, adesso spero di non dire le parole sbagliate, però è come se gli illustratori disegnassero i nostri profili come la carta carbone. Chiaramente lo sto spiegando malissimo, però questo è il modo migliore che ho per E spiegarvi. questa è la tecnica rotoscopica. Sì, rotoscopica, quindi è E quindi è un fantastico. film di animazione Sì. questo, E noi- interpretato però da degli da attori. reali, esatto, scene reali fatte appunto al Teatro Massimo. Infatti non vedo l'ora di vederlo, ho visto giusto qualche immagine, è molto molto particolare, infatti non posso dire Bene, sono tantissimo, curioso. ma Bene, curiosissimo, Sì. una vera novità, anche girata in Sardegna. Esatto. Peter Marcias, il Sì, regista. e Peter Marcias. Ma aveva- Tra Infatti, l'altro io ho visto il film, Quasi Grazia, e mi è piaciuto molto. Ho visto praticamente nell'ultimo anno diversi film Sì. su Grazia Deledda e questo di Peter è molto particolare, molto moderno e ci sono delle cose particolari, non voglio spoilerare nulla, ma sono molto interessanti, molto attuali, molto moderne. Sono assolutamente d'accordo, anche perché è vero che sono usciti tanti progetti, sicuramente anche per il centenario Sì. del Nobel di Grazia Deledda, quindi questa è l'occasione. Però in questo caso io l'ho visto, chiaramente sto attenta a non dire troppo, e qua abbiamo una versione di Grazia, diciamo più interiore, intima, perché non vediamo soltanto la Grazia scrittrice, vediamo l'essere umano Grazia. Sì, vero. E questa è la cosa che amo di questo progetto, perché noi vediamo lei a Roma, che riceve la visita della mamma e della famiglia, vediamo l'attimo prima di ricevere il Nobel e poi il momento, diciamo gli ultimi momenti della sua vita, quando gli viene comunicata la malattia. E vediamo appunto anche la sua fragilità, la sua vulnerabilità, la forza che c'è dietro la sua scelta, anche la difficoltà appunto di lasciare la Sardegna, che comunque lei ha portato sempre con sé, ma è dovuta andare via, quindi c'è sempre questo conflitto tra la vocazione, perché lei doveva scrivere, e la cosa che mi emoziona più di tutte è che la sua voce è arrivata fino a noi, arriva, continua a influenzarci, a darci coraggio, a essere un esempio incredibile. Vabbè, anche un grande vanto avere Esatto, sì. comunque una scrittrice come lei, vincitrice del premio Nobel, sarda. Esattamente, sì.
Sono molto 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 contenta. È stato Peter- recuperato da poco questo valore, Sì. perché per tanti anni è stata trascurata. È vero, la presenza sottovalutata. dell'Edda nel mondo culturale italiano, Sono d'accordo. Anche... soprattutto in Sardegna. Vabbè, Vero. ma noi sardi siamo sempre bravi Sì. a tirarci addosso un po' di sfortuna. Vabbè. Raccontaci un po' quando hai iniziato, che percorso hai fatto, come sei finita attrice. Allora, parlando proprio di vocazione, infatti mi sento molto vicina a Grazia, proprio perché allora, io ho iniziato anche da grande. Tutti mi dicevano, sei troppo grande, ormai sono tanti gli attori, le attrici, ma hai altre qualità. Cioè non tutti. Mi è capitato che mi dicessero queste cose e io pensavo, sì, ok, sì, sono tanti, però io sento questa necessità. E l'ho scoperto a 13 anni con un corso di teatro a scuola e mi sono innamorata del teatro. Ho fatto io la protagonista di uno spettacolo perché nessuno voleva studiare. Il motivo era quello. E poi molti si vergognano, perché Beh, dice no, certo. vai tu, fallo tu, Sì, fallo tu. no, esatto. Vabbè, perché comunque è un'esposizione, cioè sì, devi sì. uscire Sì, fuori, brava. mostrarti, cioè Sì, non è è vero. poco per una persona che bambino, insomma, 13 anni ancora, Sei in preadolescenza. soprattutto, insomma, un po' di preadolescenza. anni fa, 13 anni eri un bambino, oggi magari no, però. È vero, però hai ragione, proprio quel pudore. E io in quel momento non l'avevo per nulla e non l'ho scelto, ho sentito di voler fare quella cosa. Però non ho poi trovato una scuola, quindi magari non ho neanche insistito e ho portato con me questa passione. Guardavo, ogni settimana andavo al cinema, e andavo a teatro quando potevo e poi mi sono detta da grande, magari faccio un corso. Poi ho dovuto lavorare per mantenermi e magari non ho avuto il coraggio allora di dire ok, io voglio fare questo, anche perché mi sembrava di non essere all'altezza. Sono l'unica in famiglia che ha avuto questa passione forte perché mi è nata così. Ho iniziato a studiare all'università. Ti hanno aiutato in famiglia oppure erano perplessi? Perplessi, sì, molto perplessi. Perché pensavano comunque ad un Che non lavoro fosse un precario, lavoro. certo. Sì, esatto. Un lavoro precario, sicuramente non ben Pieno di retribuito. pericoli. Esatto, che è quello che ovviamente... Che è Sì. verissimo, un lavoro non retribuito e pieno di pericoli. Sì, chiaramente per la preoccupazione del rischio di seguire un percorso così complicato. All'inizio è stato difficile, però poi moralmente sono riuscita a farmi supportare anche da loro, perché dicevo, vi prego, vedete che non è soltanto un capriccio, è qualcosa che non riesco proprio a controllare. Ma nel frattempo io lavoravo alla Rinascente, studiavo all'università, pensando che non mi posso permettere questo sogno. Sto crescendo, sono grande, la mia vita sta andando così. Nel frattempo però decido di, se parlo troppo ditemelo perché effettivamente sono logorosa. Decido di lasciare la Rinascente, volevo fare la segretaria e faccio la segretaria in uno studio vicino al Teatro Massimo. E questo studio di yoga e Pilates decide di Via fare... De Magistri. Sì, bravissima, tutto meraviglioso. Decide di fare una convenzione col Teatro Massimo. Il pubblico del Teatro Massimo avrebbe avuto uno sconto e noi potevamo vedere tutti gli spettacoli gratis al Teatro Massimo, Wow. noi dipendenti. Quindi? E io da quel momento ogni sera ero a teatro. Chiaramente per me è stata una gioia infinita e mi hanno detto puoi vedere tutto quello che vuoi. Io subito ne ho approfittato e da lì ho iniziato poi un laboratorio. La mia prima maestra è stata Lia Careddu e infatti lei mi dice io sono la tua madre artistica perché dice che sono innamorata, ma chiaramente Lia Careddu è una delle attrici più brave che io abbia mai incontrato nella mia vita, Sì, fino a potenza unica, e mi ha trasmesso questa fame, questo amore per quest'arte e da lì effettivamente non ho mai smesso. Ho iniziato a fare altre masterclass, ho collaborato col Teatro Massimo perché mi hanno proposto di lavorare come aiuto c'era un regista argentino, io parlo lo spagnolo e quindi mi hanno chiesto di dare una mano e mi sono buttata in questa esperienza senza avere esperienza. Infatti ora dico Madonna che incosciente che sono stata. Ma l'incoscienza Hai è fatto bene, uno delle prime doti dell'attore. Era Ma proprio una mi palla da sbaglio, prendere al balzo. come mi si sbaglio suol tu dire. hai lavorato anche con il nostro Luca sì. Ah, sì, Lorina sì, abbiamo al fatto cinema. Cosa avete fatto insieme? Come quando fuori piove, il film Di di Vallati, Vallati. sì, una bellissima esperienza, oltretutto ci siamo conosciuti là e io ero sua moglie. Ah,
Sì, l'ho fatta un po' penare. Sì. Non so se l'avevi visto tu il film? Il Te film, lo ricordi? no, forse non lo no. ricordo bene. No, non l'ho visto, Sì, Luca. l'ho fatta No, un po' non l'hai non l'ho penare visto perché perché io vai. ero un ludopatico e diciamo che ho portato sì. la famiglia alla distruzione completa. Infatti non posso dire la fine, vero? Non posso dire niente, no. No, Però credo di no. litighiamo abbastanza. Era un cortometraggio o un medio, mediometraggio? sì, un medio, Era un un medio. mediometraggio sul problema non dell'alcolismo, sul Ludopatia. problema della ludopatia. Sì, che è una Quindi anche in dipendenza. carcere con... È stato bellissimo quel progetto. Sì, molto forte, molto Veramente forte, molto forte, sì. impegnativo, bello. Hai altri progetti recenti che sono quasi caldi oppure... Allora, oltre allo stato delle anime di Peter, come dicevo, sto lavorando a un mio progetto che si chiama Buscando a Pedro. Buscando a Pedro. a Pedro, naturalmente in spagnolo. Sì, sarà metà italiano e metà spagnolo. Quando parlo di Pedro, chiaramente dico Pedro Almodovar, dico chiaramente. Buscando a Pedro. Sì, Cercando Pedro. sì, esatto, Cercando cercando Pedro, Pedro, certo. cercando Pedro. E questo progetto prevede di girare, allora già qualcosa l'abbiamo girata per metà, dobbiamo girarlo qua. Cioè progetto, che cosa intendi? Che cos'è? Cosa Un documentario, un film, un corto? Allora, sarà un mockumentary, racconta la storia, è un documentario finto di questo personaggio che parte dalla Sardegna, fondamentalmente, vive in Sardegna, ha una vita che non la rende felice, ha qualcosa che reprime. Incontra il mondo di Pedro attraverso un libro che è un personaggio reale di Pedro che non ha mai messo in scena, e lei improvvisamente si sveglia e sente di essere una chica Almodovar e quindi deve partire a Madrid, sente di dover partire a Madrid per cercare Pedro e il suo autore fondamentalmente per poter esistere. E quindi sarà girato metà a Cagliari e mi piacerebbe anche, già ci sto lavorando, però chiaramente è un processo lungo, creare una fusione e connessione tra Cagliari e Madrid, perché chiaramente questa connessione esiste con la Spagna, anche con le musiche, con le immagini, e ci sarà anche un lavoro differente di fotografia, perché nella parte di Madrid sarà ispirata al mondo di Pedro Almodovar, esattamente. E la cosa che io amo di questo progetto è che, a parte sono felice che sia nata dentro di me questa necessità, perché io non ho deciso, ok, ora faccio un mockumentary su Pedro Almodovar, che poi sarà anche uno spettacolo teatrale in cui racconto la ricerca. È nato perché volevo scrivere un monologo ispirato a Pedro, ma per allenarmi, per i provini, per me stessa. E da lì, piano piano, questo personaggio ha preso vita, cioè è cresciuto dentro di me, e ho deciso di andare io a Madrid e cercare realmente Pedro Almodovar. E mi sono trasferita per 2 mesi, ottobre e novembre, e poi sono stata anche a marzo e sono andata realmente a cercare Pedro. Avevo la foto di Pedro Almodovar e chiedevo alla gente: scusi, hola, ¿sabes dónde está este hombre? E alcuni mi guardavano come dire: questa è loca, però altri sorridevano e mi hanno aiutato. Io ho incontrato tantissime persone e devo dire che poi in quest'ultimo mese la realtà ha superato la fantasia. Sono riuscita anche ad arrivare veramente a Pedro. È stata un'emozione immensa, perché Madrid, non so, è come se ti desse la possibilità di realizzare i sogni, o almeno di crederci così tanto da prendere, andare e farlo davvero. Incredibile, io pensavo che fosse una cosa astratta, invece tu lo stavi cercando realmente. Sì. Ho Bello. deciso Perlomeno cercandolo hai sviluppato il progetto, cioè perché avrai Esattamente. incontrato delle persone, hai parlato con le Bravissima. persone, Sì. ti hanno aiutato, ti hanno preso Sì. per matta. Sì. E poi Anche. Pedro Almodovar cosa ha detto invece? No, non si può dire. Ah, allora, non no, diciamo niente. No, cioè, Sappiamo assolutamente. niente. Io sono Vabbè. andato a vedere Il Diavolo veste Prada 2, perché Sì, ero curiosissimo sì, l'ho di visto vedere. anch'io. E vi giuro che non ho guardato un trailer, non ho visto niente, Niente. perché non È volevo vero. immaginarmi niente. Quindi È vero. lascia tutto top Allora- secret, io non lo voglio allora sapere, non ve lo dico dite dopo in nulla. privato. Però sì, sicuramente io ho scelto, come fa Pedro, e lui racconta tanto tra realtà e finzione. E io ho deciso di fare la stessa cosa, di scrivere mentre ero a Madrid. E questo davvero mi ha regalato tantissimo. E ora farò anche desidero fare uno spettacolo, appunto come dicevo prima, in cui racconto questa ricerca. E mi piacerebbe anche iniziare a fare delle presentazioni in cui proprio mostro quali sono i passi, perché ho anche girato già delle immagini. Ma tu fai la regia di questo spettacolo?
Allora, devo decidere, perché inizialmente ho pensato mi faccio aiutare da uno bravo, come si dice, no, mi faccio... Da uno bravo. Vado da uno bravo questa volta. Esatto. E potrebbe essere una corregia perché ho talmente chiaro quello che voglio che magari sì, io non sono una regista e giuro che non voglio fare questo. Io avevo soltanto la necessità di raccontare questa storia ed è per questo che poi sono arrivata dentro questo progetto che ho detto, Dio, ma è più grande di me, ma cosa voglio fare? Dove voglio arrivare? Però ora che ci sto lavorando, sto studiando tanto anche per lavorarci e continuare a crearlo anche da sola in qualche modo, sto pensando che potrebbe essere, sicuramente lo spettacolo teatrale è probabile che faccia io la mia regia, appunto con l'aiuto di qualcuno che mi veda anche da fuori, perché è sempre necessario. Per quanto riguarda invece il mockumentary, ho un soggetto che ho scritto e mi sono fatta aiutare, l'ho scritto insieme a una sceneggiatrice che si chiama Desiree Massaroni, proprio perché io non avevo mai scritto un soggetto. Sì, esattamente, quindi chiedo una mano sempre. E per quanto riguarda le riprese, io sono partita la terza volta, sono 3 volte sì a Madrid. La prima volta quando ho deciso di registrare, appunto io che vado a cercare Pedro così, ero già col mio compagno che è direttore della fotografia, Andrea Arru, e gli ho detto, Andrea, registra, cosa vuoi fare? E abbiamo iniziato così e da lì abbiamo girato. All'inizio pensavamo sarà un diario di viaggio e poi piano piano è cresciuto il tutto. Il progetto. Sì. Allora, dici un po' Interessante. quali sono stati i Sì. personaggi che ti hanno un po' fatto penare e quelli che invece ti hanno invece resa felice e soddisfatta. O se sono gli Allora, stessi, magari a volte è quello che ti ha sì. fatto penare e poi quello che ti ha dato il maggior risultato. È vero, succede. Adesso un personaggio che mi ha fatto soffrire tanto. Io pensavo non mi potesse succedere in quel modo, non mi era ancora capitato. È stato un cortometraggio in realtà di una ragazza dolcissima, si chiama Alessia Mineri. Io lì ero la protagonista e lei raccontava la sua storia fondamentalmente del papà che è mancato. E io ho vissuto una storia comunque simile alla sua e pensavo che certe corde le avessi già toccate, affrontate. Invece quando ho lavorato quel personaggio è stata davvero difficile, non so, uscire da quello che era il mio, perché non lo volevo portare. Cioè non volevo portare le mie lacrime, dovevo portare le lacrime del personaggio. Però lì mi ricordo che le prove, quando abbiamo girato, ho sofferto veramente tantissimo. Cioè, ho sofferto come quando è mancato mio papà, ormai 16 anni fa, sì. Quello sì, me lo ricordo, che poi è stato anche bello in qualche modo, perché probabilmente avevo bisogno di tirar fuori delle cose che non avevo ancora tirato fuori, però non me l'aspettavo. Pensavo di essere più forte rispetto... Pensavi di essere più protetta. Più protetta, sì, esatto. Anche perché poi non era proprio la stessa storia, però abbiamo vissuto una perdita importante, quindi sì. Abbiamo Questo. 1 minuto e 30 secondi per dirci progetti futuri, qualcosa che è di tuo. A parte che andiamo a vedere, a Almodovar. parte... Esatto, a parte Pedro, sì. A parte Buscando Pedro, che mi Se sembra mai io parlo solo di impegnativo. quello, sì. Non mi sembra, comunque. Ma Un allora... progettino piccolo. Grazie, sono contenta. Sì, a parte Pedro è il prossimo film di Peter Marcias che uscirà. In realtà ho fatto dei provini, uno in particolare importante, chiaramente non posso dire, ma spero sarebbe bellissimo, perché già mi sono affezionata al personaggio, cioè ho fatto solo il provino e già mi sono affezionata al personaggio. Sì. Beh, Veramente, sì, io succede. poi sono emotiva, però eccessiva. Non so, adesso è tutto un momento in cui... È il momento mi di sto- ferma, Esatto, come parlavamo ogni tanto, no? Che ci Sì. sono questi momenti in cui uno si ferma, non ci Esatto. sono molte richieste. Vabbè, tanto ferma no, perché No, Buscando lei, Pedro- lei si è inventata Buscando Pedro, mi sembra Terra un bel bella impegno. impegnata. È vero, però diciamo che sto un po' seguendo il processo. Vedo quello che succede senza essere chiaramente passiva, però accolgo quello che l'universo mi vuole dare, perché appunto io in questo momento sarei qua per il film di Peter, però sarei tornata a Madrid, perché questo era il mio progetto, stare ancora a Madrid per un po', almeno 1 anno. E invece poi per appunto
altre Sei motivazioni, tornata. sono qua e vediamo che cosa mi vuole dire la vita, ora Dai, che sono tornata era qua. il destino, tanta merda per Sì, tutto. merda, grazie. Ci vediamo come sempre, ci sentiamo su unicaradio.it tutti i Sicuro. giovedì alle 20. Grazie. Grazie Ciao. per questa Soraya. bellissima Ciao. chiacchierata. A voi.